Tacite like a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. Tenere conto dell'umanità intera per un mondo più felice. Sua Santità scrive al Presidente dell'India per il successo del suo ultimo intervento chirurgico. Pema Chöni esprime le condoglianze per la morte di Shin Mukhi. Audizione virtuale della Tom Lantos Human Rights Commission mette in evidenza il Tibet. Il rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti rifiuta di descrivere il Tibet come parte inalienabile della Cina. Office of Tibet DC accoglie il cambiamento. La Cina affronta il contraccolpo delle sanzioni di ritorsione. Office of Tibet Washington DC organizza una room di Clubhouse in cinese sulla questione del Tibet. Il Tibet non è mai stato parte della Cina. Webinar sul Tibet Brief 2020. Il rappresentante Aria parla del Tibet alla sede del Partito Liberal Democratico giapponese. Parlamentari italiani e società civili discutono di Tibet e Xinjiang. Sua Santità il Dalai Lama ha detto che per un mondo più felice dobbiamo prendere in considerazione l'intera umanità. To build happy world, happy humanity, national differences, religious differences, cultural differences is secondary. Important is we all same human being. We have to live together on this planet. We want happy world. We want a peaceful world. Giovedì scorso Sua Santità ha incontrato gli studenti di un'università russa in un discorso virtuale dalla sua residenza. Sua Santità Dalai Lama ha scritto al presidente dell'India, Ram Nath Kovind, congratulandosi con lui per il successo dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposto recentemente. Sua Santità ha anche pregato per una rapida guarigione del presidente. Il presidente del Parlamento tibetano in esilio, Pema Chöni, ha espresso le sue condoglianze per la scomparsa dell'avvocato della Corte Suprema, ex consigliere legale del Ministero degli Affari Esteri e consigliere legale dell'amministrazione centrale tibetana, Shin Mukhi, deceduto lunedì scorso a Delhi. La Tom Lantos Human Rights Commission ha ospitato mercoledì scorso un'udienza virtuale intitolata La legge globale Magnitsky sulla responsabilità dei diritti umani, il punto sulla situazione. Secondo l'evento, l'udienza è stata tenuta per dare ai membri del panel e al pubblico l'opportunità di valutare come l'autorità delle sanzioni è stata implementata, quanto le sanzioni siano state efficaci nel raggiungere i loro obiettivi e se sono necessari degli aggiustamenti alla statuto originale. L'evento è stato co-presieduto dai co-presidenti della Tom Lantos Human Rights Commission, i deputati James McGovern e Chris Smith, che hanno menzionato specificamente la repressione in corso in Tibet oltre allo Xinjiang. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America ha pubblicato il suo rapporto annuale Country Reports on Human Rights Practices. Organizzato dal Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, il rapporto di quest'anno comprende più di 50.000 parole che descrivono in dettaglio la valutazione degli Stati Uniti sul deterioramento della situazione dei diritti umani in Cina. Il rapporto di quest'anno sancisce una vittoria per i tibetani, perché la sezione Tibet del rapporto non descrive il Tibet come una parte inalienabile della Cina, diversamente dai rapporti precedenti. Questo gesto simbolico, ma importante, è stato ripetutamente sollecitato dall'amministrazione centrale tibetana e l'ufficio del Tibet Washington DC ha accolto con favore il cambiamento. Il rapporto dell'amministrazione Biden mette in evidenza la sorveglianza di massa di tibetani, uiguri, dissidenti e popoli religiosamente affiliati da parte del Ministero della Pubblica Sicurezza cinese. La sezione sulla Cina spiega come il governo cinese abbia installato telecamere di sorveglianza nei monasteri della regione autonoma tibetana e nelle aree tibetane, che permetterebbero al Partito Comunista Cinese di tagliare i sistemi di comunicazione durante i cosiddetti incidenti di sicurezza importanti. La Cina affronta un duro contraccolpo per l'imposizione di sanzioni di ritorsione contro i parlamentari, istituzioni, ricercatori e studiosi in tutto il mondo, compresi i legislatori di UE, Belgio, Olanda, Svezia e Regno Unito. Le misure prese dall'UE sono state sostenute e unite da Regno Unito, Stati Uniti e Canada. Questi paesi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta chiedendo alla Cina di fermare le pratiche repressive. Parlando delle sanzioni di ritorsione da parte della Cina, i socialisti e i democratici, il secondo gruppo più grande di legislatori nel Parlamento europeo, ha condannato le azioni della Cina e ha annunciato che non si impegnerà con la Cina sull'accordo di investimento UE-Cina fino a quando le sanzioni non saranno revocate. La Francia ha convocato in Francia l'ambasciatore cinese Liu Xiaye
ed ha espresso forte disapprovazione e inaccettabilità delle sanzioni di ritorsione della Cina. Il 24 marzo 2021, durante l'audizione dell'ambasciatore cinese Li Chunhua nella Commissione Affari Esteri della Camera del Parlamento italiano sulle questioni del G20, i deputati della Lega hanno inscenato uno sciopero contro l'ambasciatore cinese. Un gruppo di 15 membri del Parlamento britannico, guidati da Tim Loughton, presidente del All Party Parliamentary Group on Tibet, ha presentato una petizione al governo e il ministro degli esteri Dominic Raab ha chiesto sanzioni contro ulteriori funzionari per le violazioni dei diritti umani sia nello Xinjiang che in Tibet. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha invitato alcuni dei parlamentari, tra cui Tim Loughton, per una discussione sulle sanzioni imposte dalla Cina a 9 cittadini britannici, tra cui 5 deputati. Il primo ministro Boris Johnson ha inviato un chiaro messaggio al governo cinese che il Regno Unito sta con i parlamentari e ha chiesto di fermare le gravi violazioni dei diritti umani in Cina. La Cina ha imposto sanzioni di ritorsione su 10 individui e 4 entità e l'UE invece il 22 marzo ha imposto sanzioni su 4 ufficiali in Cina per il loro coinvolgimento nelle violazioni dei diritti umani in Xinjiang. Il 26 marzo il Chinese Liaison Officer, l'Office of Tibet Washington DC, sul Trimghiazzo hanno organizzato la prima sessione di una room di Clubhouse in lingua cinese sulla questione tibetana con l'aiuto dei moderatori di China News, un club su Clubhouse che si concentra sui movimenti dei diversi gruppi oppressi in Cina. I sostenitori di origine uigura, hongkonghese, mongola, taiwanese e soprattutto cinese, provenienti sia dall'estero che dalla Cina continentale, si sono uniti e hanno mostrato il loro profondo interesse a conoscere meglio il Tibet. Basato sul recente Tibet Brief 2020 del dottor Michael Van Volt, il webinar organizzato dall'Ufficio del Tibet in Sudafrica confuta le cosiddette rivendicazioni storiche della Cina sul Tibet. L'ex presidente del Botswana, Seretse Khama Yankama, ha detto: «È risaputo che prima dell'invasione il Tibet è sempre stato una nazione indipendente con un proprio territorio, una cultura distinta e un sistema di governo pienamente funzionale. In un modo o nell'altro la Cina deve essere spinta fuori». The people of Tibet should therefore have a right to self-determination. That is, the right to freely determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development as stated by the Tibet Justice Center and Unrepresented Nations and Peoples Organization report of 1998. Michael Van Volt, esperto del Tibet, ha parlato dell'occupazione del Tibet che dura ormai da 70 anni e ha incoraggiato la Cina a portare avanti i suoi programmi espansionistici altrove, richiamando il silenzio internazionale che privilegia i suoi interessi economici prima della protezione del diritto fondamentale dei tibetani all'autodeterminazione. The People's Republic of China has occupied and colonized Tibet against the will of the Tibetan people for 70 years now, and China appears to be getting away with it. But its sovereignty claim to Tibet has no legal basis and rests solely on a historical narrative, a narrative that is Sinocentric, that is self-serving, that is part inaccurate, and highly misleading. But it's so persistently and forcefully pushed by Beijing that the world has gradually bought into it, and today largely treats Tibet as China's internal affair, beyond the purview of the international community. Lo scorso giovedì il dottor Tsewan Gyalpo Arya, rappresentante dell'Ufficio del Tibet in Giappone, ha informato il Comitato per i diritti umani del Partito Liberal Democratico sull'attuale situazione in Tibet nella sede del Partito Liberal Democratico a Tokyo. Il dottor Arya ha anche parlato delle restrizioni imposte dal governo cinese ai funzionari governativi tibetani e ai loro figli sul visitare monasteri al fine di decidere i loro legami con la loro identità culturale e religiosa. Informando la Commissione sul Tibetan Policy and Support Act 2020, adottato dagli Stati Uniti, il dottor Arya ha fatto appello al governo giapponese affinché sostenga l'atto per poter ispirare altri paesi a schierarsi contro l'aggressione del governo cinese e le politiche repressive in Tibet. Ha anche fatto appello al governo giapponese per approvare il Reciprocal Access Act per avere il diritto di entrare in Tibet. Dopo il briefing, il rappresentante Arya ha parlato con i giornalisti dei principali media. Lunedì scorso l'Associazione Italia Tibet, in collaborazione con Bitter Winter, una rivista online sulla libertà religiosa e i diritti umani in Cina, Heritage of Tibet e Aref International hanno organizzato un evento online con i parlamentari italiani per discutere circa la violazione dei diritti umani e sul degrado ambientale
da parte della Cina in Tibet e nello Xinjiang. I membri partecipanti hanno criticato l'assegnazione dei Giochi olimpici invernali 2022 a Pechino e ne hanno chiesto il boicottaggio. L'evento è stato organizzato come seguito alla conferenza stampa del 10 marzo per discutere le possibili vie per inviare un forte messaggio alla Cina contro le sue politiche repressive verso tibetani, uiguri e hongkongesi. Per questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.